Polesine Cultura da gustare giunge questa sera alla sua serata conclusiva, la quarta di una rassegna durata appunto 4 mesi che questa sera vedrà serviti in tavola molluschi, marinati e specialità del Delta del Po. Sono in compagnia dello chef di questa sera, Maurizio Fantinato. Andiamo subito allora a scoprire il menù. Il menù è un menù molto particolare, dove abbiamo giocato di fantasia, molta fantasia con i nomi e soprattutto valorizzando quello che è il nostro territorio e quello che ci propone, ci dà anche la cultura del nostro territorio. Abbiamo un antipasto che è un piatto molto particolare, dove si sposa il pesce del mare con i molluschi, i crostacei, impanato con un grissino. E la decorazione che faremo nel piatto è una decorazione che dà un quadro di un artista famoso che si chiama Pollock, che faceva delle gocciole, gocciolava sulle tele per dare proprio l'ampiezza a quello che era lo spazio. Dopodiché abbiamo un cannellone che vuole unire quello che è la nostra terra e tutti i nostri prodotti, che è un cannellone da Lusia a Pila, per cui il cannellone sposa quello che è le verdure del nostro territorio con i molluschi e i pesci che si pescano nel delta. Come secondo abbiamo un secondo molto particolare che è il finto uovo di Scardovari, che vuol dare proprio per la rinascita, l'uovo va a essere simbolo di una nuova rinascita per quello che è la nostra terra e proprio di splendore soprattutto, dove una seppia viene lavorata e viene farcita e data forma dell'uovo. E poi abbiamo un dolce che è l'ostrica furtiva, dove abbiamo giocato con i componenti della pera, che è un prodotto che produciamo nel nostro territorio, cotta al vino rosso con 3 mousse differenti di cioccolato bianco, cioccolato fondente e cioccolato al latte. Per cui è una composizione molto particolare che rende la forma dell'ostrica quello che è in natura. Ecco, quali sono le caratteristiche di questi molluschi del delta e quindi anche, diciamo, le proprietà? Indubbiamente sono dei prodotti favolosi, perché nascono e vivono in un ambiente protetto, dove quello che mangiano dà la qualità in più al prodotto. I nostri prodotti sono più buoni. E allora, prima di augurarvi buon appetito, noi facciamo un salto nell'altra sala che questa sera ospita una mostra fotografica. Ed eccola qui la mostra di fotografia organizzata dalle classi quarte dell'Istituto Alberghiero, che questa sera fa da cornice all'ultima serata di Polesine Cultura da gustare. Professoressa Novo, allora raccontiamo un po' come è nata questa mostra. Sì, questa mostra è nata da un desiderio di far conoscere ai ragazzi l'aspetto poetico del Polesine, e quindi abbiamo utilizzato il cinema proprio come la poesia per immagini, e grazie alla dottoressa Nonnato, che ci ha fornito del prezioso materiale tutto autentico, siamo partiti con la realizzazione di vedere i film che sono stati fatti qui nel Polesine. Abbiamo visto che molti registi importanti, come appunto Antonioni e Visconti, hanno fatto dei film in questo territorio e hanno visto con gli occhi poetici dei registi quello che è un territorio tutto da scoprire, e quindi i ragazzi sono stati innamorati, entusiasmati di questo aspetto, perché si sono accorti quale immagine poetica ha il nostro territorio, ed è proprio da qui che siamo partiti anche per valorizzarlo dal punto di vista turistico. Dagli orti di Lusia con le sue tipicità, alla carne bovina del Polesine, dal pesce azzurro dell'Adriatico sino all'ultima serata, quella di stasera, con le specialità del Delta del Po. Allora, professor Favaro, qual è stato il percorso che ha portato alla serata conclusiva? Noi volevamo chiudere il cerchio praticamente facendo una rivisitazione di tutti quelli che erano i nostri prodotti tipici del territorio, e quindi dovevamo valorizzare per forza quello che era la costa, la vongola, quindi i molluschi che ci rappresentano tantissimo, tant'è che Scardovari con la sua costa ha avuto anche la DOP. Quindi abbiamo detto che i nostri ragazzi dobbiamo capire come funziona, soprattutto far capire ai nostri ragazzi quali sono le difficoltà di reperire questi prodotti e come funziona. Una volta che loro hanno capito questo passaggio, poi siamo passati alla trasformazione classica a tavola. Questa rassegna di cultura è di enogastronomia, quindi anche i vini hanno rivestito un ruolo fondamentale. Certo, questo è il mio percorso, io facendo parte dell'Associazione Sommelier Italiana devo curare anche questo. Infatti questa sera la difficoltà nella valorizzazione era quello di
calcolare la tipicità, le sensazioni tipiche dei piatti, la succulenza, la grassezza, la tendenza dolce, soprattutto una persistenza gustativa molto alta. Quindi abbiamo cercato di valorizzare i piatti con vini molto particolari, il Sauvignon, le Festo, vini dove la persistenza aromatica deve tenere testa al piatto. Uno studio lungo 1 anno e 4 mesi di esercitazioni che si sono ovviamente tradotte in serate enogastronomiche. Allora professore, qual è stato il lavoro di questi ragazzi? È stato un lavoro che è iniziato a settembre dal punto di vista curricolare, però lo studio sul campo è stato attivato da dicembre, dove per conoscere i molluschi siamo andati nella sacca di Scardovari e andare a vedere quella che è la filiera di produzione del prodotto vongole e cozze. La cozza è la cozza DOP di Scardovari, unica nel suo genere a livello comunitario, ed è un riconoscimento importante per la qualità delle acque, e il prodotto in sé è eccellente dal punto di vista gustativo. L'esperienza interessante è quella di andare a vedere nel campo che cosa vuol dire all'interno di un'azienda allevare, produrre, raccogliere, selezionare e far arrivare sul mercato il prodotto. Ciò che i ragazzi hanno riportato in termini di conoscenza diretta del prodotto è stato poi calato a livello didattico con la realizzazione del menù che questa sera noi proponiamo, che sono i molluschi del Delta del Po. C'è una ricerca in nuove tecniche di cottura, di presentazione del prodotto, che sappia valorizzare il prodotto stesso e faccia tesoro della storia del nostro territorio. Quindi noi ci aspettiamo anche che il cliente che viene a trovarci all'interno di queste serate abbia un po' quel garbo di trovare una novità. La novità a volte è anche ricerca di un po' particolare, insomma. Ecco, produttori, associazioni di categorie, anche istituzioni, tutto ha ruotato attorno a questa serata, ma anche alle altre serate che appunto Polesine Cultura da Gustare per 4 mesi ha tenuto qui ad Adria, nell'Istituto Alberghiero. Se non ci fosse l'aiuto di tutti, a iniziare dalle istituzioni, diventerebbe molto difficile. Per cui il vantaggio nostro è di poter trasformare subito un'idea dalla teoria alla pratica, lo facciamo nell'arco delle serate così definite da noi Polesine Cultura da Gustare. Grazie professore, e allora con questa sala piena alle mie spalle io vi saluto dall'Istituto Alberghiero di Adria. Adesso è davvero tutto, la quarta serata, quella dei molluschi del Delta del Po, ha chiuso una rassegna di 4 serate che, ricordiamo, hanno parlato degli orti di Lusia, hanno parlato degli allevamenti bovini del Polesine, del pesce del Mar Adriatico. Allora davvero Polesine Cultura da Gustare.